me ne faccio. Davvero incredibile. Non riesco. Beh, adesso tocca a te, cara. Devi prenderti carico. La Jenny, presente. No, me lo diceva sempre. Con la zia Caterina perdiamo la voce dei ricordi. Non so nemmeno quali, perché io non c'ero mai. Io qualcosa ho ascoltato negli ultimi anni che la zia ha vissuto con noi. Era impossibile separarle quelle due. Ma solo Sofia ha avuto la pazienza di ascoltare tutti i racconti di Caterina su sua mamma, sua nonna, bisnonne, prozie. Una catena di solidarietà femminile, vero? Puoi dirlo. Al centro. La zia deve rimanere ancora con noi. Sofia, ora sei tu, l'ultima erede degli usi e costumi tramandati in famiglia. Io non ne so granché, ma ho già nostalgia per un tempo che la morte sembra cancellare. No, non dobbiamo cancellare la cultura connessa alla terra e al rispetto delle relazioni familiari. Radicata in simbologie forti, gesti, oggetti propiziatori. Io oggi non ho preparato tartine e pizzette, io oggi ho preparato pagnotte. Tante, troppe. Non so, mi piace immaginare di offrirle ai nostri avi, vissuti quando nella società contadina ci si riuniva intorno alla polenta, perché il pane era raro, ma prezioso, perché rappresentava il più simbolico, la più simbolica forma di condivisione, assumeva un ruolo sacro, rituale. Il pane accompagnava sempre i momenti più importanti della vita, la nascita, il matrimonio e la morte. Non riesco a immaginare di unire la nascita e il matrimonio alla morte. Nascita, matrimonio e morte erano legati addirittura da un'unica stanza, la più privata, la più intima, la più sacra della casa, la camera nuziale. Accessibile soltanto in quelle 3 situazioni. Quando era necessario accorrere per la gioia di una nascita o per il dolore. Mi manchi. Mi manchi. Solo tu sapevi rallentare le mie giornate frenetiche con le vicende delle donne di famiglia tra 800 e 900. Zelinda, Maria, Aida, Jelka, Alma, Rosa, ognuna profondamente legata alla propria camera nuziale in un diverso paese del Friuli Venezia Giulia. Amore, dedizione, parsimonia, quanti valori e quante simbologie. Aghe benedette,
benedette. Oh, e aghe, benedette. Tu lavas tu simpriator, saludarás il gnocchi arzovin, che anche lui ale laiu. Son país faça proposito. Dai amore, che così impari a camminare e poi vai a correre nei prati anche tu. Sì. 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 Abbiamo ancora questo povero letto con i cavalletti. 4 assi in croce e una tavola. Il saccone è riempito di cartocci secchi di Gran Turco, però è sempre comodo. Certo, ogni anno li devo cambiare, ma mi aiutano tutti. Quando sfogliamo le pannocchie nessuno si dimentica di mettere sotto il braccio quelle più belle per rifare il paillon. Dormiamo sul letto costruito dal nonno, ma poi abbiamo aggiunto altri mobili. Loro tenevano il bambino nel lettone. I nostri invece hanno sempre avuto il lettino con le sbarre. Siete fortunati. Pensa che lo zio aveva un cavallino ad ondolo e mio padre cavalcava un manico di scopo o una canna di Gran Turco. Voi qua avete addirittura le ruote. Dai Pietro, vieni, dai. Vieni a lavarti il viso almeno. Forza, forza, dai che io devo andare a controllare i bacchi da seta fuori, dai. Vieni, vieni. Vieni qua. Forza, 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 forza. Oh, là. Ecco. Ma però come si fa a togliere l'acqua? Guarda. Ehi. Vai a giocare. Adesso i miei vestiti posso appenderli qui, senza più doverli rimettere nella cassapanca o coprirli con un sacco di tela su queste grucce appese a un chiodo al muro. Abbiamo fatto un po' di cambiamenti. I bambini dormivano nell'armadio, nella culla che ora uso come cesta per i panni. Ciao mamma, vado dalle galline. Dalle galline vai? Sul serio? E dove sono le galline? Di là, vai, corri, vai! Queste viole pallidute, chiulte su dal vasco, viva l'amore. Oh, Mamma. donale a me Mario, è sempre una gioia. Ogni attesa, ogni nascita, ogni pianto e ogni sorriso, sì, e anche ogni vostro capriccio. Sì, certo. L'armadio ha sostituito la cassa nuziale, ma guai a chi me la tocca. La cassa della mia povera mamma, dove lenzuola, camicie, sottovesti, fazzoletti rappresentano l'unico testamento della donna, il suo margine di indipendenza. Aprirla è come rivivere un sogno, l'attesa della maternità, a cucire il corredo da neonato.
Ti aspettano tutti. Te la senti di scendere? Come stai? Sto bene. Adesso arrivo. Sono pronta a raccontare.